Salve a tutti e ben ritrovati a Di Arte. Allora Paolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Parliamo invece adesso, ti abbiamo conosciuto un po' meglio, abbiamo parlato del tuo percorso artistico, dei tuoi studi, del disegno anatomico. Ieri abbiamo conosciuto anche questa tua, appunto, questo tuo periodo presso l'Istituto Rizzoli in cui hai avuto modo di apprendere il disegno anatomico, e quindi abbiamo aggiunto un altro tassello alla complessa personalità di Paolo Golinelli. Oggi invece parliamo delle tue tecniche. Qui dietro ci sono due stampe, due disegni, due figure. Sì. Ecco, quella di sopra? Quella di sopra è la figura di Cavallo Pazzo. Cavallo Pazzo era il famoso capo Sioux della tribù di Sioux, Oglala. Ed è quello che ha ucciso, per fortuna, quel delinquente del generale Custer. Ecco. E questo io sono un amico degli indiani. Ok, questo l'hai fatto durante i tuoi viaggi? Sì, no, beh sì, questo sì, perché io andando in America sono stato Sei stato a contatto con alcune civiltà, mi dicevi, no? Sì, ma purtroppo sono andato nelle riserve perché oramai gli indiani li hanno proprio avviliti al massimo. Ma durante questi viaggi che facevi tu, in cui conoscevi appunto alcune civiltà ristrette, non ancora quel poco che rimane delle civiltà isolate, diciamo, che vivono. Vivevi in contatto con loro, nelle tribù? Beh no, quello diciamo sono fatto nei miei giri, sono andato un po' di qua, un po' di là, ma ci sono più che altro le riserve indiane, non è che l'indiano era più libero, perché li hanno costretti a stare l'uomo bianco, in parole povere, è il più cattivo che ci sia, ecco, diciamolo pure. Ed è quello che vuol soggiogare il prossimo, chiaramente ci saranno le liti anche tra la gente di colore, ma il bianco è pessimo, è un pessimo esempio di civiltà. E quindi che finalità ha questo Questa è una ritratto? finalità di questo Cavallo Pazzo, era un ribelle e prima che lo prendessero hanno dovuto sudare parecchio e purtroppo è stato assassinato anche lui, è uscito. Ma vinse, come ripeto, il generale Custer, che era il settimo cavalleggeri. Il settimo cavalleggeri era considerato allora l'esercito più potente del mondo e lui ha messo in scacco il settimo cavalleggeri, lo sconfisse, ammazzando Custer. E la figura di sotto invece? La figura di sotto è di una graziosa signorina. Una graziosa signorina. Ed è uno dei tuoi ritratti sì, che sì. però è molto diverso da quello che... Cioè mi pare segua lo stile di quello che avevamo visto nella puntata precedente, però ancora una volta che si distacca dal disegno. Ecco, quello che nella puntata precedente erano una tempera, tecnica mista tempera e pastello. Questo invece è tempera e pastello a olio, è una tecnica mista anche questa, e cioè ho messo tante di istinto, ho messo questi tratti a matita che aiutano. Quello che ti voglio chiedere è, ovviamente abbiamo parlato del tuo essere un artista poliedrico con diversissime tecniche, eccetera, eccetera. Ti hanno affibbiato tantissime paternità, ovviamente, chi ha parlato appunto dell'op art, l'espressionismo, insomma, quello che si fa solitamente nella critica. Tu invece da cosa ti senti più influenzato? Cos'è che ti ha influenzato? Quale periodo storico-artistico? Quale artista in particolare? Esatto, è una cosa. Io sono stato influenzato da tanti artisti, tanti, perché ci si innamora, ci prendono delle cotte per certi artisti, per certe forme di arte. Ad esempio, inizialmente mi piaceva tanto, per dirne una, buttarla lì, ad esempio il Bruegel, Peter Bruegel. E io andai la prima volta a Napoli per vedere il quadro di Peter Bruegel, la parabola dei ciechi. È un quadro bellissimo fatto a tempera su tela ed è a Napoli, nel museo di Napoli
adesso non mi ricordo se nessuna. E poi ho avuto delle passioni anche per Paolo Veronese, per questo, quest'altro, insomma, per tanti pittori, poi Watteau, L'abbiamo del detto. Settecento che l'abbiamo detto, e ho seguito molto anche la pittura del Settecento francese, fine Settecento francese, no, primo Settecento francese, che sarebbe Watteau, Boucher, Fragonard, Chardin, che hanno fatto la mostra ultimamente a Ferrara, che Ferrara, al contrario di Bologna, fa delle mostre veramente belle. Bologna non fa niente, fa poco e niente Bologna. Questo è una cosa un rimprovero che faccio a Bologna proprio. Secondo te il territorio bolognese non è abbastanza No. attivo? Il collezionismo e i curatori bolognesi non si dedicherebbero molto alle No, non mostre? sono attivi, sono deficienti, cioè deficere, mancano di qualcosa. mancano Certo. di qualcosa. Mentre Ferrara è più vivace. Beh, tu potresti... Ferrara, ma anche Forlì ultimamente hanno fatto una mostra, scusa se sto interrotto, una mostra eccezionale, quella del, come si chiama, Liberty, che purtroppo l'ho visto una volta solo, ma se avessi immaginato l'importanza che aveva questa mostra di Liberty che hanno fatto l'anno scorso a Forlì, ci sarei andato 3-4 volte a vederla, perché è stata una cosa intelligentissima, bellissima, del primo Novecento italiano, ma il Liberty italiano misto un po' al Liberty anche estero, ma è una cosa eccezionale, che noi in Italia abbiamo dei grandi pittori che sono tenuti tutti nascosti nell'Ottocento e nel primo Novecento. Sì, questo è un difetto che condivido, nel panorama, diciamo, museale, delle mostre, dei centri d'arte, che non valorizzano molto spesso la realtà locale e mirano ai grandi nomi imposti Ma sono sempre quelli dal grandi nomi, mercato. allora che parliamo sempre di grandi nomi. Esatto, e quello è un difetto. Chi c'è, non so, si condividono. Gauguin sappiamo un grandissimo. Poi chi c'è, Renoir, gli impressionisti sono tutti grandi. Van Gogh ce l'hanno quasi tutti. Ci togliamo il cappello, se non l'abbiamo ce lo prendiamo per togliercelo ancora davanti a questa gente, bravissimi. Ma gli italiani chi sono? È il Cenerentola? Ma scherziamo? Ma noi abbiamo dei geni nel campo della pittura italiana, ma dei geni proprio grandiosi. No, condivido assolutamente che sono con te. tenuti nascosti. Ogni tanto salta fuori qualche libro, qualcuno si prende il disturbo di pubblicare un libro sulla pittura italiana. Perché? Perché dovrebbe prendersi il governo stesso l'interesse di spingere, invece non spinge niente, neanche il governo, non spingono niente. Anzi, come ripeto, le cose, quando andai a Torino a vedere alla Galleria Sabauda di Torino, vedo che nell'andar via, vedevo che la gente avevano il biglietto in mano e non gli facevano il biglietto, addirittura, è una cosa vergognosa. Ma in che senso non gli facevano il biglietto? Perché c'era sciopero. Ma io farei sciopero e non ti do i soldi, perché tu ad esempio non lavori, non fai il biglietto, lo sciopero, vai via, vattene. Beh, diciamo che sì, è abbastanza complicato oggi. No, non è complicato, è semplice, perché non vogliono semplificare. Sarebbe semplice, ecco, però... E perché non vogliono semplificare. Sì, ci sono tantissimi fattori che peccano. Questa è una crisi voluta. È una crisi voluta, quella dell'arte o in generale? Di tutto. Ma va a partire dagli anni 70, Sì. Ritorniamo però adesso, lasciamo da parte il discorso politico. Sì, ma assolutamente. Gli indiani abbiamo visto anche. Vuoi o non vuoi, l'arte si colloca sempre all'interno di un contesto storico e il contesto sociopolitico la influenza, la condiziona economicamente ma anche concettuamente, perché se tu mi dici che l'arte è espressione di pensiero, allora non può che essere espressione di un pensiero che male vive all'interno di un contesto politico. L'artista vive il suo tempo e quindi esprime le sue idee anche attraverso le opere d'arte. Io posso dire una cosa? Sì, io sono diventato monarchico. Tu sei diventato monarchico e me lo dicevi. Monarchico, perché sotto le monarchie si sono sempre svolte le arti, le grandi arti.
Adesso abbiamo dei gran chiacchieroni che parlano e non dicono niente. Ti riferisci all'arte? A tutto. Ecco, quello che ti volevo chiedere. Alla politica che condiziona malamente l'arte, perché se si va in un coso, ad esempio, mettiamo un esempio, a parte come si chiama lì di Torino, che c'è la Sabauda, sì. Se si va a Pompei, in Egitto, no, in Egitto, a Pompei, a Roma, scusa, la mia testa. Tranquillo, a Roma. A Pompei. No, a Roma, sì. A Roma. No, a Napoli, esatto. Vabbè, stai tranquillo. A Napoli. Sì. È un disastro, proprio si lamentano tutti. Ma è che abbiamo una ricchezza enorme. Ma siccome i francesi sono più furbi, sanno vendere i vini, sanno vendere tutto, vediamo come loro utilizzano il loro Louvre. Nel Louvre c'è tutta roba italiana, praticamente, roba rubata da Napoleone che ha arricchito il Louvre. Noi invece che abbiamo arricchito gli altri, loro fanno pagare il biglietto, noi neanche il biglietto facciamo per farli pagare. Allora guarda, tocchi un tema scottantissimo, sì. Tocchi un tema scottantissimo e io credo che principalmente ci sia un'inconsapevolezza di fondo in tanti organizzatori di mostre, nel senso che come l'arte, ripetevo, come l'arte non si è sottratta al mercato nel tempo, a volte ci ha saputo convivere, a volte si è fatta soggiogare, si è genuflessa nel mercato, questo io non voglio entrarci, ok? Non possiamo chiederle all'istituzione museale, in questo caso, di non farlo. E quindi negli altri paesi, soprattutto, il mercato è entrato a tutto tondo dentro l'istituzione artistica, ma in alcuni ha portato a soggiogare l'aspetto culturale, in altri invece ci ha saputo convivere insieme e quindi sostentamento economico e quindi una molteplicità di attività volte a raccogliere il pubblico. Parli del Louvre, potrei dirti il Centre Pompidou, potrei dirti il Guggenheim, ok, potrei dirti tantissime istituzioni. Pompidou fa pietà. Il problema è che manca una concezione, a mio parere, purtroppo, in Italia manca il marketing, cioè in Italia manca fare del marketing all'interno di un'istituzione museale che vuoi non vuoi, se è positivo o negativo non lo so, è diventato un'azienda. Scusa, il marketing verrebbe dopo, ma però allineate bene le cose, fate vedere bene le cose, parlate di queste cose e poi dopo si vendono, si fanno, si no, brillano. Ma il fatto è che tu offri, a mio parere tu offri qualcosa, vendi qualcosa, la mostra la offri, no? E quindi secondo me sarebbe opportuno la mostra prendere in considerazione la domanda del pubblico, le esigenze del pubblico, ma soprattutto sarebbe più opportuno puntare sulla località e quindi sul patrimonio locale, sull'identità locale dell'istituzione museale, condurre una ricerca sperimentare sulle collezioni attuali, cioè soprattutto per quanto riguarda il mio discorso e soprattutto per quanto riguarda il Museo d'Arte Contemporanea, che è una tragedia. Se ha le collezioni, le condivide, sono uguali a tutti gli altri. Mentre ci sono degli artisti, anche operanti tuttora, che sono interessantissimi e su cui si potrebbe puntare, capisci? Per fare poi una mostra tematica, cioè concettuale, assolutamente. Nascondono i validi morti, quelli che c'erano validi lì. Pensa agli artisti. Nascondono quelli antichi artisti di Pompei, i romani, non puntano neanche su nessuno. Puntano su loro stessi, gli uomini. Quindi tu, diciamo, mi sembri un po' stretto nel nostro territorio bolognese. Ma io adesso sinceramente, io ho girato, fatto, brigato, però sono ritornato a Bologna anche per approfondire di più la nostra arte bolognese, cioè l'arte bolognese l'ho sempre sentita, ma... Ed è paradossale questo, è un paradosso, no? Cioè tu torni a Bologna per approfondire la tua bolognese? Sì, torno a Bologna perché torno da dove sono partito, perché succede così, si torna sempre sul luogo del delitto. Certo. E allora per quello per la pittura bolognese è il massimo, è una delle più grandi pitture del mondo. Però credi che non sia che non è stata valorizzata neanche quella tanto, però insomma c'è il valore già grandissimo perché hanno ispirato
tanti artisti di veneti, della Venezia. Assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Ti saluto qui, ci vediamo domani, l'ultimo appuntamento. Anche voi vi rimando all'ultimo appuntamento con Paolo Golinelli, mi raccomando non perdetevelo. Ciao a tutti, a domani.